Ciao a tutti, Virus 101 ai comandi, bentornati a voi, bentornato a me davanti alla tastiera, al monitor e a tutto quanto ci va dietro e iniziamo un nuovo live questa sera. E un attimo, un secondo, mentre che mi carica l'Anaconda, ho per sbaglio spento una cosa, eccolo qui, ho spento per sbaglio un attimo l'overlay con le scrittine e il numero dell'episodio stasera, ma nessun problema, adesso andiamo a ripristinare la situazione ed eccoci qui, pronti in live e partenza via. Quindi buonasera a tutti, buonasera capitano comandante Astinius e un grandissimo ringraziamento a tutti voi che mi avete mandato un po' di cartoline all'interno del canale Discord e quindi niente, inizierei subito da questa cosa. Quindi nuova sezione, nuovo canale Discord, ampiamente soddisfatto, grazie ragazzi di aver partecipato e di partecipare con le vostre immagini, dei vostri viaggi e quindi cosa dire. YouTube questa sera sembra andare un po' altalenante, speriamo che la connessione si stabilizzi leggermente. Se notate delle problematiche relative al buffering o qualcosa che non funziona, fatemi sapere perché sto cercando di monitorare un attimo la situazione. Vedo che la connessione proprio non è estremamente performante in questo momento. Comunque, come da anticipazione, come da quello che abbiamo visto prima, andiamo subito a vedere le vostre cartoline, quindi quelle che avete inviato all'interno del canale. Allora, ecco qui la prima, scusate un po' se è un po' grezza la rappresentazione, non ho fatto tempo a preparare delle grafiche migliori. Più avanti magari troverò anche un sistema più comodo per gestire tutto, però per il momento andiamo a vedere intanto così quello che sono i vostri screenshot che avete girato all'interno del canale Discord. Buonasera capitano, Alfetto89 e Krogan11 che si sono collegati in questo preciso istante. Allora, la prima cartolina ci viene da comandante Alfetto nel sistema GEHO SYAD1. C'erano anche un'altra descrizione aggiuntiva che vado a recuperare proprio dal canale, dalla chat dedicata alle cartoline, quindi per completezza ve lo dico: 59 corpi presenti nel sistema, stella principale classe A, quindi eccola qui. Bene, allora adesso che ho proprio spostato tutto quanto, bene, guarda, facciamo così mi riprendo tutte le finestre, perfetto. Allora, nel sistema GEHU SY-A-AD1, un bellissimo High Metal Content World, pianeta numero A9, e comandante Alfetto ci dice: dopo ben 3 settimane di viaggio dall'inizio di questa Distant World 2, finalmente mi trovo qui, nella regione Inner Scutum Centauris ARM. Fatto una sosta in questo sistema ricco di pianeti nella speranza di trovare la mia ossessione, altresì detto Raxla. Purtroppo non ho trovato di tutto tranne quello che sto cercando. Caro amico Alfetto, sai che la legge di Murphy è sempre dietro l'angolo, ma tu non demordere, vedrai che prima o poi qualcosa spunterà fuori. E per concludere il messaggio di comandante Alfetto, perlomeno mi trovo di fronte a questo. Sì, è vero, ricorda la Terra, eppure ha un'atmosfera a base di ammonia 31,8%, metano, azoto. Commander Alfetto porge i suoi saluti dalle stelle. Quindi grazie Alfetto per questa tua cartolina che ci hai girato da questo sistema, e per appunto che, visto che stai partecipando alla Distant World 2 come moltissimi giocatori all'interno del server, e grazie per condividere appunto le tue scoperte e le tue foto fatte distanti dal sistema attuale, scusate, dal sistema altresì definito la bolla. Allora, a questo punto andiamo a prendere la seconda cartolina che ci è pervenuta, la 002. Ok, ce la fai? Si sta un po' piantando tutto. Oh, eccola qua, finalmente l'ha caricata. Questa volta ci arriva da comandante Ragnar Blackmane o Ragnar Blackmane, come poi magari mi correggerà nella pronuncia del suo nome, quindi grazie comandante Ragnar Blackmane. Sistema PRU Ashes NCM D7192 PRU Ashes NCM D7192 A3 eccetera. Allora, cosa stiamo guardando in questo momento? Vediamo un'anaconda
ISS Sereness Prophecy e una Federal Corvette VNS Ambassador che, come mi dicevano, amoreggiano nelle selvagge frontiere dello spazio profondo. Assistete al miracolo della vita. Chissà mai che non ne spunti una nuova nave all'interno del gioco. Diteci come procede e fateci sapere se ne è nato qualcosa da questo momento un po'. Diciamo un po' romantico tra queste due navi nel sistema di Pro Access, AX, eccetera eccetera eccetera. Quindi grazie al comandante Ragnar che ci manda questa specifica cartolina. Andiamo velocemente alla prossima. Le prossime due sono entrambe da Comandante Astinius. Comandante Astinius non ho schiarito un po' l'immagine perché erano proprio belle da vedere e erano un po' scure, però si rischiava di non vedere tutti i dettagli della cartolina che mi hai inviato. Ok. Ok, diciamo che non è stato un amoreggiamento tra navi estremamente consensuale. Ok, bene, allora vediamo la cartolina dei Comandante Astinius, sempre nel sistema di Pru AISX NCM D792, cristalli metallici, quindi metallic crystals, crystals come dir si voglia, e il messaggio dal nostro Comandante Astinius è che i guardiani vi guidino alla scoperta di segreti dell'universo sempre più stupefacenti. Assolutamente, assolutamente, speriamo bene, e vedo che state scoprendo e vedendo, trovando tante cose belle e interessanti, e a questo proposito andiamo a vedere anche la seconda cartolina, sempre di Comandante Astinius, dallo stesso sistema. Quindi vado velocemente a caricarla, eccola qui, tutum, a posto, ecco qui. Quindi altri metallic crystals davvero davvero molto interessanti da vedere. Finalmente qualcosa di diverso dalle solite rocce che vediamo mediamente nei campi di asteroidi. Ok, perfetto, e queste erano le due cartoline appunto da Comandante Astinius. Andiamo alla prossima. Ok, come vedete devo fare un po' manualmente questo ciclo sulle immagini. Appena avrò tempo mi sistemo un attimo e faremo le cose un po' più automaticamente. Ok, altra cartolina invece da Comandante Alfeto, da sistema Ploea AIRM KEJ C9-1. L'oggetto fotografato è identificato come Galaxy, ma c'è anche il suo bellissimo cutter che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere in multicrew qualche episodio fa. E cosa ci dice Comandante Alfeto? Il buongiorno si vede dal mattino, questo è lo scenario che si presenta ai miei occhi dopo essermi svegliato. Direi che è davvero davvero uno scenario molto molto bello. E il Comandante Alfeto porge nuovi saluti. Ok, perfetto, grazie Alfeto delle tue cartoline, sempre davvero molto molto belle come tutte. Adesso andiamo all'ultima cartolina di oggi, vado a caricarla. Questa è una cosa un po' particolare e lo vedremo anche un po' nella descrizione. Eccola qui, Capitano End questa volta ci manda una foto da Sagittarius A, dove ha trovato un buco nero supermassivo, quindi supermassive black hole detto in anglosassone, e ci dice: guardo e riguardo sta foto ed inevitabilmente il mio pensiero va al grande pozzo di Carkoon, dimora del potente Sarlacc, come disse Jabba the Hutt. Allora, ovviamente noi tutti più o meno sappiamo a chi si riferisce e in che film e a che scena. Ricordiamo che erano nei primi film di Star Wars, quelli degli anni 70-80, fine 70-80, dove e quando per punizione venivi gettato, mi pare nel pianeta di Tatooine, chiamatelo come volete, se facevate i furbetti con questo lucertoloide enorme, finivate in pasto al potente Sarlacc, questo bestio, oddio, come dire, ficcato nella sabbia, che vi avrebbe digerito per 100 anni, quindi o una cosa del genere. Spero di non aver sbagliato troppi dati nel dire questa cosa. Quindi comunque, Capitano End, grazie per questa foto davvero davvero particolare. E sì, questo
questo buco nero supermassivo davvero davvero, dietro magari sembra tipo una nebulosa o cos'è che prende proprio la Milky Way, mi sa qua, sì, molto particolare. Il DBX, il tuo bel Diamondback Explorer piccolino piccolino che guarda questo disastroso e potentissimo buco nero, in bocca al lupo, mi raccomando, fai attenzione a non superare l'orizzonte degli eventi, perché potrebbe finire male o potresti finire in una parte del gioco che non si è mai scoperta né vista, quindi chissà. Bene, detto questo ragazzi, quindi questo conclude un attimo la parte iniziale delle vostre cartoline. Grazie davvero, bellissime foto. Sappiate che su Discord la chat è sempre attiva per i vostri invii e le vostre foto, e quindi attendo le prossime da vedere la prossima settimana. Bene, questo conclude un attimo la prima parte del live stream e adesso andiamo a vedere dove siamo rimasti. Allora, vi avviso subito che non ho fatto tempo a fare granché. Sono tornato al Jets Hall, patria di un famoso ingegnere dentro il sistema di Kuemaki. Grazie capitano, grazie, dai, almeno non ho detto troppe boiate, mi ricordavo bene, perfetto. Comunque eccolo qua, Jets Hall, Engineer Ratani, siamo praticamente dall'altra parte della bolla, perché sono venuto a fare un controllino ai motori, perché non mi ricordavo se erano stati potenziati correttamente, quindi sono tornato qui perché controllando una cosa mentre me ne svolazzavo, ho visto, questa è una cosa che non mi piace assolutamente del gioco, nel momento in cui vado a prendere per esempio un attimo che arrivo al punto, mamma mia. Eccolo qua, il power plant, no i motori, chiedo scusa. Se io vado a vedere show info all'interno della mia nave, mi dice un overcharged, ma non mi dice se ci sono secondary effects da questo pannello. Mentre me ne svolazzavo ho detto, caspita, mi sono dimenticato l'effetto secondario, quindi di mettere il motore a livello monstered, ok, e me ne sono venuto fin qui giù, perché con mio sommo disappunto quando sono arrivato invece avevo già fatto questo update. Vediamo se posso farvelo vedere. Engineers Workshop Outfitting, dai, vediamolo da qui. Ciao Iron Danny 87, buonasera, bentornato, da un po' che non ti vedevamo in chat, comunque sempre attivo e un grandissimo supporto al canale, davvero ti ringrazio veramente tanto. Diciamo che se non era per alcuni tuoi consigli, molto probabilmente questa sera non saremmo qui a parlare di Elite Dangerous, Horizon Beyond, eccetera. Comunque, tornando al discorso, eccolo qui. Andiamo a vedere il nostro 8A Power Plant, andiamo a vedere le nostre modification e come vedete abbiamo già la modification monstered, quindi vediamo l'overcharged Power Plant, Power Capacity più 46% più tutto quello che si mangia. Per il resto questo monstered lo vediamo back, come vediamo da pannello qui, Power Plant, Show Info, non lo so, io non lo vedo. Non c'è, consumes fuel to power all ship modules, ovviamente descrizione, overcharged, mi dice cosa ho modificato, una piccola descrizione sotto, le specifiche del modulo e basta. Quindi nonostante tutti gli update che hanno fatto al gioco, ancora da qui non riesco a vedere la modifica sperimentale. È una cosa strana, non lo so se a voi succede o non succede, dal punto di vista mio è un po' problematico, perché se vado a vederlo nell'outfitting lo trovo, se lo vado a vedere appunto nel numero 4, quindi nel pannello laterale, vado a selezionare il power plant, ok, repair, vedo che è modified, show info e vedo solo queste info, poi magari c'è qualche cosa che mi sono perso per strada. Comunque, tornando a noi, a questo punto io devo assolutamente proseguire con le mie ingegnerizzazioni, ne ho parecchie da fare, e attualmente dal sistema di Kuemaki dove sono dovrei andare al sistema di Achenar. No, al sistema di Achenar ho già fatto tutto, ho già fatto i sensori long range dal nostro amico Tiana Fortune, quindi l'ho finalmente sbloccato e fatto tutto l'altra volta. E cosa mi resta da fare? Praticamente
tutto. Allora, vediamo di Waterman come siamo messi con lei, che magari andiamo a potenziare gli scudi, non si sa mai. Sinceramente tutti i miei piani di andarmene di qua e di là tra gli ingegneri sono andati a farsi benedire, perché alcuni non li ho ancora sbloccati e quindi adesso devo, ecco appunto, come parlavamo appunto di Waterman, questi sono rare commodity se non mi ricordo male, quindi devo trovare 50 unità di Lavian Brandy, quindi dovrò lavorare un attimo sul recupero di queste cose prima di procedere con alcuni ingegneri che purtroppo sono ancora fermi lì, parcheggiati dall'epoca che li ho scoperti. Per rispondere ad Iron Danny, no, non ho ancora purtroppo avuto modo di controllare. Pensate che per varie vicissitudini, impegni e tante cose da fare, l'ultima volta che ho loggato a Elite è stato proprio durante la live della settimana scorsa, se non proprio il giorno dopo, per completare lo sblocco dell'ingegnere di Tiana Fortune e relativo upgrade. Quindi è proprio quasi una settimana che non loggo più, purtroppo il tempo a mia disposizione, sapete ragazzi, è davvero poco. Allora, lasciando perdere di Waterman, andiamo a vedere cosa possiamo fare. Possiamo vedere per l'otto a Power Distributor, questo lo so che lo posso fare perché l'ho già fatto, quindi andiamo a vedere The Dweller. Eccolo qui, come vedete è al sistema di Weird a ben 297 light years di distanza. Dove siamo? Siamo praticamente qui, come vedete, dall'altra parte della bolla, passando per vari ingegneri, per esempio a Muang. Non mi ricordo più chi c'era a Muang, non lo sapremo mai perché non ho i dati del sistema, né posso comprarli, altra cosa che mi dà un po' di fastidio. Comunque a Achenar ci sono già stato a fare quello che dovevo fare, e diciamo che poi per il resto delle ingegnerizzazioni quelli che mi servono sono più o meno all'interno tutti di questo piano, quindi possiamo anche iniziare il viaggio di ritorno e andiamo poi appunto a ribeccarci il nostro amico The Dweller, che ci fa i Power Distributor. View on Galaxy Map, rifacciamo tutta la trafila. Allora, eccolo qui. Allora, perfetto, ok. Ciao Lorenzo, benvenuto anche a te a questa live. E per il resto, sì, assolutamente Iron, appena riesco a fare il test ti faccio sapere. Comunque dubito fortemente che si riesca ancora a fare, perché dicono che hanno sistemato il farming, fatto come l'abbiamo visto nel capitolo Farming facciamolo bene. Era troppo bello per essere vero. E nel frattempo, allora, prima di partire avevo una richiesta sempre da Alfetto89 che ci invitava a Commander log Jameson. Ah, ok, questo è un log che avevo preso l'altra volta, che ci invitava nel caso in multi-crew. Quindi, comandante Alfetto, guarda, se vuoi, prima di partire o mentre mi farò, guarda, adesso ho 13 jump fino a Weird, quindi intanto io comincio, poi nel caso fammi sapere che parcheggio la nave e facciamo un salto da te, così ci fai vedere nella Distant World dove siete arrivati e cosa state scoprendo in questi frangenti. Ricordo che la Distant World è una user created mission, quindi è una missione pseudo ufficiale supportata dalla Frontier, ma fondamentalmente organizzata dai piloti, se non erro, quindi correggetemi se sbaglio, e supportata, come dicevo appunto, e gestita dai piloti. È una missione che durerà, mi pare, intorno ai 6 mesi, circa 20 settimane, e praticamente si tratta di arrivare fino a Sagittarius A, dall'altra parte della galassia, eccetera. Quindi tante cose da scoprire, un sacco di soldi di esplorazione da fare, quindi fate attenzione a non farvi esplodere le navi, mi raccomando ragazzi, davvero, perché potrebbe essere un po' frustrante / fastidioso. Ok, allora il jump ce l'abbiamo dietro le nostre spalle, niente, dobbiamo uscire e farci il giretto del pianeta.
Ok, ok. Allora, per dare anche un paio di informazioni aggiuntive, pianeta che sta cercando comandante Alfeto 89, trattasi del sistema di Raxla, è un sistema che non si sa neanche se esiste. È un po' nella mitologia dell'ambientazione di Elite Dangerous, documentato su vari libri e sulla narrativa appunto in relazione al gioco, perché comunque sappiate che Elite Dangerous non è solo gioco, sono stati scritti svariati libri e molte cose in relazione all'ambientazione. Ok. Beh, Alfetto, dai, guarda, quando vuoi parcheggio la nave e arrivo. Fammi fare questo jump, vediamo se riusciamo a farlo. Sì, siamo in blu, quindi dovrei riuscire a farlo. Ah, ok, ok, dopo controllo anche su Discord, grazie comandante Alfetto, dopo verifico. Sì, so che c'è da qualche parte dove si vede, però io ti dico, controllando da lì la chiarezza del gioco mi ha portato a fare un giro in più dall'altra parte della bolla, in direzione sud, mettiamola così, della bolla. Ok, bene, quindi primo jump di 13, quindi dopo ce ne resteranno 12 e qua intanto si prosegue. Analysis mode, lanciamo il nostro Discovery Scanner e continuiamo a fare quello che praticamente ci tocca fare ogni volta dentro Elite Dangerous, Horizon, Beyond e bla bla bla. Sarebbe stato bello poter limitare i tempi di jump con le navi large, non finirò mai di dirlo. I jump range delle navi large... che succede? La nave che si stava surriscaldando, mi sono anche fatto male ovviamente, perché parla. Ok, 5 minuti, perfetto, dai, ottimo. Allora arrivo a call e parcheggio e dopo ci vediamo in multicrew dall'altra parte, come Kerk lo diceva, ci vediamo dall'altra parte. Grande domanda. Allora, vediamo se c'è un posticino dove parcheggiare questa ciabatta. Ok, abbiamo scoperto addirittura 2 pianeti. Vedo la nave che comincia a diventare proprio abbastanza calda, quindi le modifiche che stiamo facendo in termini di c'è proprio niente. Abbiamo beccato proprio il sistema giusto. Va bene, dai, andiamo a Loco O. Oh, dai, è un nome un po' particolare per questo sistema. Niente, dicevo, tutte le modifiche che stiamo facendo alla nave la stanno facendo diventare un po' un forno. Altra cosa che notavo, tra l'altro, così parlando del più del meno mentre facciamo il jump, ho disabilitato uno dei 2 heat sink, perché tanto alla fine non serve lanciarne 2 assieme, assolutamente, almeno per quello che ho notato io. Poi fatemi sapere la vostra esperienza con gli heat sink. Io vedo che nel lancio 1 si comporta tanto quanto lanciarne 2 assieme, e solo che ovviamente con 2 ne sprecate 2. Ok, dopo possiamo anche voi eventualmente sintetizzarli, ma ci costicchia un pochettino. Ok, andiamo a prendere il primo pianeta più vicino, 2.34, 2.45, 2.42. Andiamo a vedere a livello horary come siamo messi. Ok, vediamolo qua. Ok, bene, andiamo a parcheggiare la nave su questa luna. Bene. Tanto è anche abbastanza vicina. Ok, smanovriamoci. Un po' di calo di FPS, ma vabbè. Ok, allora dai, parcheggiamo la nave su Loco 1A e andiamo a raggiungere Alfeto nel suo cutter, davvero gran bella nave lì. Niente, per quello che domandavo prima, fatemi sapere la vostra esperienza con gli heat sink, se anche voi avete notato questa cosa, cioè che utilizzarne uno o 2 contemporaneamente non cambia praticamente una cippa di niente. Pertanto sarebbe stato anche bello se magari anche messi come file group assieme, il sistema ne lanciava uno alla volta. Sì, assolutamente, proprio l'ho messo sul tasto V proprio gli heat sink
però se li lascio attivi assieme nel fire group me ne lancia 2, però dovrò testare un attimo meglio questa cosa. Nel frattempo li tengo disattivati e amen. Allora, motori al 75%, avviciniamoci un po' a questa luna qui, diamo anche un colpo di freno. No, siamo troppo veloci. Ah, non ho lo scanner su questa nave. Sono talmente abituato con l'Asp Explorer che non penso che questa nave è fittata per fare decisamente altre cose. Allora, che carino. Allora, andiamo sulla parte un po' illuminata, almeno ci gustiamo questo pianeta arancione grigio. Eccolo qua. Perfetto, grazie Stinius per la conferma, sì. Vedo che alla fine quando si dampa un heatsink è più che sufficiente. Ok, adesso andiamo a... È proprio piccolino sta luna, è proprio davvero piccolino. Allora, andiamo in questa zona arancione. Andiamo a parcheggiarci lì. Come siamo? 120 km, sì, dai. Poteva andare decisamente peggio. Ho fatto entrate planetarie molto peggiori quando le facevo che dovevano essere fatte bene. Infatti. Sì, per rispondere al comandante Stino, sì, io ho settato sia il file group che il pulsante, giusto per vedere come si comportavano e niente, devo dire che li toglierò assolutamente dal file group perché mi fanno solo un sacco di confusione lì. Quindi sì, heatsink da utilizzare solo esclusivamente con il tasto. Vedo qualcosa di blu però là in fondo, invece c'è un point of interest. Oh, magari c'è un outpost, no, un outpost, una baracca di nomadi spaziali parcheggiati qua sotto da qualche parte. Ecco là, infatti, vedo qualcosa qui per terra sulla superficie del pianetoide dove siamo arrivati. Una piccola installazione, con delle sentry che si stanno un po' arrabbiando. Vediamo se riusciamo a tracciarle. No, non riusciamo a tracciarle assolutamente. Comunque non ci interessa. Tiriamo fuori il carrello e andiamo ad atterrare. Ecco qua. È giusto per dire... Ok. Siamo arrivati. Pam! Ok. Mai atterrare senza lanciare un colpo di Gauss Cannon. Ok, qua non gli va bene. Qui non posso atterrare. Cazzuola. Oh, sta diventando difficile anche trovare dei landing spot sui pianeti. Una volta non era così difficile trovare un punto da atterrare. Beh, qui è un po' più piano, vediamo se... Ecco qua, l'abbiamo trovato. Ferma. Piano, manovro con calma. Eccolo lì. Colpetto avanti. Perfetto. Direi che ci siamo. Com'è? Ecco qua. Non so voi, ma secondo me sta diventando davvero troppo difficile parcheggiare sui pianeti. Bene, a questo punto usciamo al main menu. Yes! Ok, start private group. Andiamo a raggiungere Alfetto. Eccolo qua. Perfetto. Ok, Alfetto sto arrivando e tra un po', ragazzi, andiamo a salutare il comandante Alfetto. Carichiamo, carica che ti ricarica e adesso aspettiamo. Sì, assolutamente, anche se sinceramente c'è da dire che hanno dei carrelli d'atterraggio che sono abinormi, giusto per citare un altro film, e qui ditemi a chi mi riferisco.
Ok, quindi con il carrello a binorme dovrebbe essere un po' meno difficile trovare una zona di atterraggio, invece sembra che sia proprio un gran casino riuscire a trovare una zona per atterrare. Adesso andiamo a vedere un attimo velocemente quello a cui mi riferisco, cioè come vedete il carrello d'atterraggio anche di un'Anaconda è davvero enorme, anche se comunque è molto bassa, quindi la sua conformazione la rende difficilmente atterrabile. Ok, quindi qui giusto per dare un riferimento effettivo. Allora, perfetto, eccoci qua, grazie Commander Alfetto, invites multicrew, eccolo qui, e andiamo. Adesso ovviamente il multicrew caricherà il mio Hollow Me, come vedete nel cutter del comandante che ci ha invitato, quindi così vediamo anche un po' il funzionamento del multicrew e andiamo a vedere dove andiamo a finire. Multicrew che Frontier ha inserito per consentire ai giocatori, anche se distanti, di poter interagire lo stesso tra le varie navi. Questo è... sono quelle cose che io chiamo, non hanno una soluzione logica all'interno del gioco, ma vengono fatte esclusivamente per il gameplay. Alla fine ci piace e quindi eccoci qua. Allora, cosa vediamo? Distant world, if you break the law you will be forced to leave the ship. Ok, quindi il nostro comandante Alfetto Dangerous e la sua nave BlackRock Enterprise Imperial Cutter. Allora abbiamo ruoli di gunner e torrete, quello che sia. Ok, allora continuiamo, eccoci qui e andiamo a guardarci un attimo intorno. Quindi ecco qui, buongiorno, ciao a tutti ragazzi, eccolo qui, salutate comandante Alfetto, eccolo qui, hello, buongiorno. E qui dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Andiamo a vedere dove siamo finiti. Galaxy Map, così almeno per renderci conto di dove siamo. Siamo nel sistema di SKAUDE KV-B. Allora, pronunciamoli in modo figo. Scaude. Kilo Victor Bravo Delta 1450. Ok. E siamo. Guardate dove siamo, pazzesco. Quasi a metà strada da qui e dalla bolla a Colonia. Ok. Alfetto, ti stanno attaccando. No, giusto così per dire. Ok, se ti serve qualcuno alle torrette, se hai delle torrette. Oh. Salutiamolo direttamente in chat. Allora, sei in live sulla live. Vai. Così, giusto per dire. Devo dire che, visto da qui, il cutter è davvero una gran bella nave. Sto facendoci un pensierino. Giusto per dire, Cioè è davvero una gran bella nave. Eccola qui. L'hai anche kittata, mi sembra che sia anche con il kit proprio. Ah, ok, ecco perché. Partiamo col FSD, tornando al discorso della Galaxy Map. Niente, dicevamo, eccoci qua. Guardate quanto distanti siamo dalla bolla. Se andiamo a prendere un sistema nella bolla, magari, guarda, ecco qua. Sistema di Prea o anche di Queens, quello che sia, un sistema molto dibattuto, il sistema di Queens. Siamo a 11.000 light years di distanza, quindi distanze decisamente da esploratori seri. Assolutamente, io non sono mai andato così distante. Penso di essermi fermato entro, ma ho fatto un viaggio da
forse 10.000 al più lungo, non lo so, dovevo ricontrollarmi le statistiche, ma parlo veramente di tanto tempo fa. Nel frattempo andiamo a gustarci un po' di telecamere della nave, quindi eccoci qui, Virus e Alfetto qua pronti a gustarsi un po' di spazio profondo. Eccoci qua, ciao a tutti, e come vi facciamo vedere anche in precedenza, e nessuno. Ok, eccoci qua, come vedete siamo qui, Che è successo? È stato un cambio repentino di illuminazione della nave? Interesting. Alieni UFO che stanno cambiando l'illuminazione dello spazio di Elite. Ed eccoli. Ah, era Commander Astinius che ti stava sparando. Ecco. Come diciamo noi in gergo nostro, nelle zone nostre, si dice ciapa e porta a casa. Quindi prendi e porta a casa, o come dicono gli anglosassoni, keep and door home. Ok, sto ancora attendendo di capire la citazione di prima, se qualcuno l'aveva carpita, però mi sa che mi sono anche dimenticato cosa ho detto, quindi lasciamo perdere, proprio un po', una situazione un po' così. Comunque, eccoci qui. Allora, domando velocemente al comandante Alfetto se aveva qualche zona interessante da farci vedere. Mi pareva di sì, perché c'era un black hole che, eccolo qui, che stavamo andando appunto a vedere e a visitare, ed ecco perché siamo arrivati qui. Questo è tutto il sistema. Come vedete ci sono delle cose parecchio interessanti, tipo questa cosa qui, ok, di cui non possiamo avere la planetary map. Come vedete è davvero interessante. Questa stella qui, anche lei interessante, e questo buco nero, perché è proprio un buco ed è nero, da tutto da esplorare. Quindi più ci allontaniamo dalla bolla, più in teoria dovremo riuscire a trovare delle cose interessanti da vedere nella galassia. Ecco qui. C'è anche comandante Ragnar Blackmane, ciao, ed eccolo qui che ci fa vedere appunto questo si chiama orizzonte degli eventi, è il punto limite oltre il quale non andare mai, perché se no, secondo ovviamente quello che viene teorizzato in relazione ai buchi neri, oltre ciò verreste risucchiati dentro dalla gravità di questa cosa super massiva, e di voi e la vostra nave non resterebbe granché. Allora, un attimo che andiamo a mettere le telecamere esterne. Eccoci qua, siamo dentro l'orizzonte degli eventi, come non detto, quindi alla fine, come potete vedere, in Elite Dangerous possiamo entrare anche lì. Ecco qui, come vedete già c'è una distorsione che possiamo vedere qui, come ci faceva vedere e vedevamo anche già nelle altre cartoline. Qui siamo in una zona con un bel buco nero. Ok, risumiamo in. Ok, mi riavvicino un attimo, sto ripuntando un attimo le telecamere, anche perché qui siamo in Super Cruise, ed ecco lì. Perfetto. Allora esco un attimo dalla telecamera esterna. Comandante Alfetto, eccolo lì, infatti ci conferma che siamo entrati nell'orizzonte, quindi sappiate che dentro Elite potete entrare anche dentro i buchi neri. Ok, e chissà cosa succede. Mi ricordo all'epoca di Freelancer, chi se lo può dimenticare quel mega gioco, c'erano delle zone all'interno della galassia, dell'universo di Freelance. Eccoci qua. Ok, cominciamo a vedere le distorsioni dell'immagine in relazione a come la luce viene
ovviamente nella simulazione che fa Elite, come la luce viene piegata e viene resa all'interno del buco nero e del suo relativo orizzonte degli eventi. Comunque ok, c'è il comandante Astinius che ovviamente mette il puntini sulle i. Grandissima, bella la Corvette. Un giorno la prenderò anch'io, forse. Comunque, dicevo, in Freelancer, vecchio gioco di Microsoft, pubblicato da Microsoft, non mi ricordo chi furono gli sviluppatori, adesso così su due piedi, però c'erano i buchi neri anche lì dentro e ci consentivano di saltare da una parte della galassia all'altra, distanze veramente siderali, ed era una bella cosa. Sarebbe stato interessante se avessero fatto un modulo con motore ad anomalia o qualcosa del genere anche per Elite Dangerous, in modo che io magari raggiungo un buco nero e vengo sparato magari anche verso Colonia o dall'altra parte della galassia. Poteva essere un'idea interessante, secondo me, da mettere all'interno del gioco, ripresa anche poi da quello che erano sia altri giochi che quello che magari potrebbe essere interessante da vedere e fare anche all'interno del gioco. Comunque questa è solo una mia idea, mia supposizione, ma dopo ditemi cosa ne pensate anche voi. Potrebbe essere un modo per limitare i viaggi veramente distanti e darci un attimo una mano. Allora, che bella foto da qua. No! Ecco, non sono riuscito a prendere quello screenshot proprio per una questione di qualche nanosecondo. Ok, adesso domando velocemente al comandante Alfeto se dovevamo... Ah, ok, guardate, mi ha già risposto. Andiamo al sole con gli anelli, quindi andiamo a vedere un'ultima cosa all'interno di questo sistema. Dopo usciremo dal multicrew, torneremo un attimo indietro e andremo a salutarci e chiudere un attimo questa live punto di stasera. Cioè, basta, che bisogna fare dei discorsi astrusi ogni volta. Comunque tac. Ah, ok, sì, grazie comandante Alfeto, ci conferma che c'è la Neutron Star con gli anelli intorno, quindi dovrebbe essere stata quella che abbiamo visto sulla System Map poco fa, e quindi niente, ci dirigiamo in quella direzione. Adesso spiamo un attimo spiamo un attimo, ecco qua, no, sono i dati miei e basta. Hanno pensato anche a questo, a quelli della frontiera. Bravi. Allora, vediamo un attimo. Posso spostarmi sull'SRV Scarab? Posso andare a fare il gunner. Posso entrare nel role del gunner e lo posso fare... cos'è? Sul point defense. Ok, comincio a sparare a manella dal point defense. Preparatevi, dopo lo faremo. Ok. Sistema famoso Collection of Wonders. Ok, tac. Scusate, ho sbagliato una cosa. Eccolo qui. Allora, come vedete, ci siamo spostati da qui a qui. E poi da qui a dove stiamo andando? Scaude. Vabbè, lo vedremo tra poco. C'è un beacon qua davanti al sole. Ok, Alfeto, ti sento molto piano. Aspetta che alzo un attimo il volume in cuffia. Eccoci qua. Mi senti, Virus? Sì, ti sento, però hai un volume un po' basso, quindi mi alzo un attimo in cuffia. Non lo sapevo. Sì. Perché sono in Discord con Astinius e... Ah, ok, sei su Discord di là, ok. Purtroppo devo ancora organizzarmi abbastanza bene per le comunicazioni vocali durante le live, quindi dovrò sistemare un po' di cose per questo. Ok.
Eccoci qui, dai, dai che ci siamo quasi. 12.10 mm 7 6 5 4 3 2 1 0. No, eccolo qua. Ok. Eccolo qua. È potente. Cioè, davvero una cosa molto molto strana a livello astronomico. Non si vede tutti i giorni, diciamo, questa cosa qui. Vabbè, dai, facciamo un paio di screen. Allora, vediamo di fare un paio di screen. Se puoi rollare la nave un po' a destra, che la illuminiamo un po' meglio. Ok, io non sono un gran fotografo, non ho proprio l'occhio per prendere il momento. Ok, dai, direi che da qui... Ok, facciamo una cosa proprio fatta al contrario. Così va bene? Ok, sì, sì, dai. Direi che va abbastanza bene presa da qui. Ok, dopo nel caso le schiarisco un po'. Ok. Se qualche tuo collega tipo comandante Stinius vuole capitare anche lui qua vicino, o anche Ragnar. Adesso se volete entrare nella foto. Arrivano in foto. Ok, perfetto. Allora, ci siamo quasi. Dai. Ok. Presente tipo i fotoset. Comandante Ragnar, grazie, 200 metri più avanti. 200 metri più avanti, Rada. Ok, cabra un attimo. Comandante Astinius, se ti puoi spostare di 75,3 metri alla tua sinistra. 75,2 metri. Ok, guarda che bene. Perfetto. Ok, vai. Fermo là, pelo più avanti. Ok. Dai, da qua dovrei riuscire a prendere un po' tutti e tutti quanti. Ok. Facciamone una un po' di più dall'alto. E sciac. Perfetto, dai ragazzi, dopo lo giro nelle cartoline così vedete anche un po' gli screenshot che sono stati fatti in questo momento. Guarda che bene. Allora, aspetta, fermi là che vi faccio una foto a tutti e tre. Ecco qui. Dopo la schiarisco. Spara un'altra salva. Ah, di nuovo, vai. Vabbè, spero di essere riuscito a prendere un colpo. Ne ho visti alcuni partire purtroppo. Ecco, a tradimento li fai. Ok, dai ragazzi. Aspetta, ti posso coordinare io. Dimmi tu quando vuoi. Ok. 3, 2, 1, fuoco. Ragnar, non ti vedo, eh. Aspetta, ecco qua. Fermi là. A posto. Prossimo punto. Ah, fermi. Tunk. Ok, dai. Ragazzi, direi che ho fatto tipo 250 foto e dopo vediamo quale è venuta un attimo meglio. Ok. E Alfredo ragazzi, io purtroppo adesso dovrei un attimo staccare perché devo chiudere un attimo la diretta che ho purtroppo da procedere oltre questa sera. E c'era qualcos'altro che dovevi farci vedere?
Ok, allora un attimo che domando in chat. Ah, sì, 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 sì. Ok, allora, un attimo che lo avviso direttamente in chat che facciamo prima. Ok, quindi ringraziando Comandante Alfetto, Astinius e Ragnar che ci hanno dato la possibilità appunto di vedere cosa c'è a 11.000 light years di distanza dalla bolla, io procedo un attimo, torno a riprendermi un attimo la mia anaconda, devo purtroppo uscire dal multicrew. Ragazzi, grazie di tutto, purtroppo devo uscire perché devo andare un attimo a chiudere la diretta in questo momento. Vedo, scusate però, vedo là una bella Neutron Star, allora attendo un attimo, sì, infatti, vedo che ci sei arrivato nel frattempo, quindi guardiamo questa bellissima Neutron Star nel sistema di Scaude AAAA, come le batterie AAA H294 System. Ok, quindi sulla Neutron Star che andiamo a inquadrare in questo momento, una Neutron Star molto molto particolare, e andiamo a vedere appunto le ultime cose e poi a ritornare a riprendere l'anaconda, a salutarci e a chiudere la diretta, che da 50 minuti che stiamo smaciullando in giro e quindi è così. Se avete intenzione di iniziare una carriera di esploratori all'interno di Elite Dangerous, preparatevi una bella nave, va bene anche un DBX, nel caso se volete navi più grosse ci sono Asp Explorer o appunto l'anaconda è bellissima da utilizzare per l'esplorazione, se no ovviamente anche il cutter, il Federal Corvette, tutto quello che ci va dietro. E guardate che meraviglia questa Neutron Star. Ok, vediamo di inquadrarla un attimo, magari ci facciamo anche una fotina qui. Sì, vale proprio la pena di fare un paio di foto. Tipo una qui. Una di qua. Una di qua. Una qui così. E anche una da di qua. Sto cercando un attimo di inquadrare bene, anche perché è una stella estremamente luminosa e ovviamente è difficile, eccolo qui, riuscire a fotografare una cosa in completa controluce. Perfetto, allora su queste immagini andiamo a chiudere un attimo il multicrew e grazie appunto di nuovo Comandante Alfetto, a Stinius e Ragnar Black Main, spero di averlo detto giusto, vabbè, nel caso poi mi correggerai nei commenti del video. Ok, allora vediamo un attimo l'ultima parte della chat. No, questo è tutto, purtroppo non sento. Ok. ok, nessun problema, grazie di tutto. Ora stacco, ci sentiamo a breve. Ok, sì, perché ovviamente giustamente essendo collegati sul canale Discord e cosa succede? Ovviamente loro stanno parlando un attimo tra di loro. Cosa vediamo in questo momento qui? Quando chiudiamo il multicrew ovviamente ci vengono date delle statistiche anche in relazione a tutte le missioni fatte in crew e quello che ci va dietro, quindi dopo ovviamente in questo caso non abbiamo niente, però no, cancel, accept rewards, ho 0 crediti, però se abbiamo scoperto qualcosa di nuovo ci finisce nelle statistiche. Ok, quindi exit, usciamo dalla multicrew e appunto da questo aspetto del gioco. Ragazzi, io altro da mostrarvi purtroppo non ne ho, continuerò il mio viaggio nelle ingegnerizzazioni, ringrazio di nuovo appunto
i ragazzi che sono nella Distant World, e ringrazio tutti voi per le vostre cartoline che mi avete inviato sul canale Discord di Virus 101, il link lo trovate nella descrizione della live, e altro da dire non ne abbiamo. Ho la gola che sta cominciando a tirare, sta cominciando a tirare le ultime. Ok, grazie, beh immagino, perché l'esplorazione ovviamente funziona solo se sono lì con la mia nave a fare le scansioni, e altre tipologie di missioni invece funzionano in modo leggermente differente, quindi ci sono relativi reward e altre cose. Comunque, su queste... Su questa cosa andiamo a chiudere la diretta, perché sinceramente non ho davvero più voce. Grazie ragazzi, grazie a tutti, e dai, ci sentiamo qui su Discord per chiacchierarci sui nostri progressi. Se avete cartoline, screenshot o quello che sia, sapete che c'è l'apposita sezione e le vedremo appunto magari assieme nella prossima puntata. Detto questo, Virus 101 con la gola completamente riarsa vi saluta e vi dà l'ormai consueto transmission out. Transmission out.